Clamorosa protesta di un disabile che dalla vigilia di Natale staziona con la sua auto e striscioni di protesta sotto l'ex storica sede di Veneto Banca a Montebelluna. Rivoglio i miei risparmi. E stamane a Mestre 9 associazioni che tutelano i risparmiatori truffati si sono riunite per valutare la nuova normativa per il ristoro con un fondo alimentato dai conti dormienti del sistema bancario. Terrore all'ufficio postale di Frescada di Preganziol. Poco prima delle 9 di stamane 2 banditi armati di pistola e coltello hanno fatto irruzione nei locali. Panico tra i clienti. Sofia uccisa e gettata in una scarpata come un sacco di rifiuti. Domani l'autopsia potrebbe chiarire aspetti oscuri del delitto. Intanto il padre di Pascal rivolge un pensiero alla mamma dell'Ucraina. Violenta aggressione nella notte a Treviso all'esterno del grattacielo di via Pisa. 46enne preso a calci e pugni, ricoverato in prognosi riservata. Casa svaligiata dai ladri 2 volte in 2 mesi, il proprietario esasperato, basta, ora chiedo il porto d'armi, intanto raffica di colpi nella Marca durante le feste. Intossicazione da monossido a Cima d'Olmo, un'intera famiglia, in tutto 6 persone, è finita all'ospedale, intossicata anche una bimba di 3 anni. Buonasera, in primo piano dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali ancora un caso legato ai fallimenti delle banche venete. Protagonista un rumeno da molti anni in Italia che dopo un infortunio sul lavoro ha investito parte del risarcimento in azioni di Veneto Banca e che ora, dopo aver perso tutto dal giorno di Natale, sta stazionando davanti alla ex sede storica a Montebelluna. Sentiamo. Vuole i suoi soldi e per non sbagliarsi ha deciso di parcheggiare così l'auto davanti alla banca, ma non solo. Determinato com'è si è organizzato per bivaccare qui finché qualcuno non gli darà risposte, ma soprattutto i suoi denari. Buongiorno. Protagonista questo signore di origine romena, ma che da molto tempo vive in Veneto. Per molti anni in provincia di Treviso, poi dopo un volo di 6 metri da un'impalcatura, con il resto della famiglia si è trasferito a Ponte San Nicolò a Padova. Ho avuto un infortunio sul lavoro, mi hanno dato quella che mi hanno dato e una parte l'hanno lasciato pensando ai figli, l'hanno lasciato nelle azioni, hanno detto che sono sicure, più sicure di tutte. Allora hanno detto alla moglie, dico, così anche se ne arriva acqua alla gola, questi li lasciamo da parte al sicuro. E così sono state messe al sicuro per loro, non per noi. 100.000 euro in azioni che ora non esistono più, ma lui non molla e ha chiesto i soldi ai nuovi padroni di Veneto Banca. Le ho promesso 2 settimane prima che fino a Natale se non hanno soldi in conto corrente o in contanti, da Natale in poi dico sono qua. Dice aspetta che ti chiamiamo da mercoledì, non è bisogno che mi chiamate, che io sarò qua ogni giorno fino alla fine, fino a quando mi date soldi. Così si è accampato qui con tutto quello che gli serve, compreso i pannoloni da incontinente e le sacche biologiche, che ha pensato bene di appendere per protesta all'entrata della banca, perché lui qui ci sta soprattutto per una questione di principio. Non c'entra questa, anche se avevo 10 milioni messi da parte, 1 euro se era al mio in banca non lo dovevano toccare. Io non ho mai chiesto case popolari, non ho mai chiesto 1 euro di aiuto allo Stato, come si chiama, elemosina, neanche non ho mai pensato, sono stato sempre a lavoro. Che dopo l'infortunio si è tramutato in una piccola ma dignitosa pensione. Ecco perché i 100.000 euro sono importanti ma non indispensabili, almeno per ora. Ed ecco perché se Marin può sopportare le stampelle e l'incontinenza, proprio non accetta che gli abbiano portato via i suoi soldi. Sono abituato a vivere con molto di meno sono abituato a vivere, ma non permetto a altri che mi toccano i miei interessi, le mie lacrime, il mio sangue. E per incarare questo concetto non ha esitato ad appendere i segni della sua disabilità con questo slogan. Così si fanno soldi con i sacrifici non rubando. Una protesta, quella di quest'uomo, sostenuta dagli attivisti del coordinamento Don Torta, che ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini presenti nel giorno di mercato a Montebelluna. Sentiamo. Noi siamo qua per dare solidarietà come coordinamento Don Torta a questo rumeno che ha dimostrato veramente di essere determinato contrariamente a molti veneti. Cosa ne pensi di questa protesta? Troppo tardi. Ammirazione per il romeno, ma anche rassegnazione per una situazione senza soluzioni. Sono queste le reazioni dei cittadini che passavano questa mattina davanti alla sede storica di Veneto Banca. Tutti, chi più chi meno, si sono riconosciuti nella protesta dell'azionista tradito. Guardi, lasci perdere. Perché ha perso soldi anche lei? Cosa ne pensi di questa protesta?
Che non serve a niente. Perché? Cioè, ormai gli serve il giro, basta, il più così non ti serve a niente. Però lui intanto ha cominciato. Adesso, per amor di Dio, mi sarebbe adesso parere come lui, ma in quelle condizioni là, ma non ha mia pietà, questi qua. Non ha pietà per nessuno, io non sono sbagliato. 4 ladri. Ma però intanto lui ha avuto coraggio di venire qua con la macchina, tutti gli altri no. Difatti queste proteste qua devono essere più forti, più aggregate, più di nuovo combatta. Ecco perché questo gesto suscita l'ammirazione di tanti montebellunesi e non solo. Che loro hanno un altro carattere combattivo, mentre noi siamo sempre con gli orecchi come i conigli. Ed intanto il fondo, una prima parte almeno del fondo per i risparmiatori, per i risarcimenti dei risparmiatori truffati è stato istituito con la legge di bilancio approvata nei giorni scorsi a Roma e proprio oggi a Mestre si sono riunite le associazioni dei consumatori. Sentiamo. Il fondo per le vittime del crack delle banche venete approvato nei giorni scorsi da Camera e Senato è solo il primo passo per ottenere giustizia da parte di chi si è trovato vittima inconsapevole delle condotte dei responsabili di questi disastri finanziari. Lo affermano all'unisono le 10 associazioni radunate sotto l'etichetta Unite per il Fondo. Ricordiamo che la legge non è ancora perfetta, sono necessari dei decreti e dei regolamenti attuativi che noi 10 associazioni CNCU abbiamo messo a disposizione i nostri uffici legali che in collaborazione con il Ministero dovranno elaborare appunto questi decreti e regolamenti attuativi. Regolamenti che dovranno stabilire innanzitutto i criteri di priorità per l'accesso al fondo. E noi vorremmo che questi partissero dalle condizioni delle persone che sono state tradite nei loro risparmi, da quelle che hanno più bisogno e più necessità. Nonostante le risorse siano raddoppiate rispetto ai 50 milioni inizialmente previsti, riconoscono dalle associazioni, si parla di cifre ancora distanti da quelle auspicate da migliaia di risparmiatori truffati. I 100 milioni sono insoddisfacenti, questo ce ne rendiamo conto, intanto dobbiamo subito creare le condizioni di finirli questi 100 milioni perché il fondo che è stato creato come unico al mondo, perché va comunque a risarcire degli azionisti, sarà ricaricato coi conti dormienti. Le 10 associazioni, che rappresentano complessivamente circa 100.000 persone, si propongono quindi di continuare l'azione di pressione sul governo per garantire ai risparmiatori rovinati un vero risarcimento. Se noi continuiamo a ricordarci prima i risparmiatori, marceremo uniti e colpiremo con vittoria gli obiettivi. Ed ora la cronaca, grave incidente nel pomeriggio a Montebelluna, pochi minuti prima delle 17 in viale Mazzini, il viale che porta alla stazione ferroviaria. Un 57enne del posto è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. Il conducente della vettura, un 55enne di Volpago del Montello, probabilmente a causa dell'oscurità e della pioggia battente, non l'ha visto e l'ha investito. Le condizioni del 57enne sono apparse subito molto gravi, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale. Sul posto la polizia locale per accertare dinamica e responsabilità del sinistro. E rapina questa mattina all'ufficio postale di Frescada di Preganziol. Si tratta del secondo colpo in 3 mesi. Sentiamo. Mi fa strano il fatto che una posta così piccola venga sempre aggredita in questo modo. È continuo il via vai di clienti all'ufficio postale di Frescada, chi per pagare un bollettino, chi per prelevare soldi, ma le porte sono chiuse e un cartello avverte che per oggi gli sportelli non saranno attivi a causa di una rapina. Si tratta del secondo colpo in poco più di 3 mesi alle poste della frazione di Preganziol. Mancano pochi minuti alle 9 quando 2 uomini con il volto travisato entrano nell'ufficio. Uno stringe in mano un coltello, l'altro una pistola presumibilmente giocattolo. In quel momento, oltre ai dipendenti, ci sono 5 clienti che vivono momenti di terrore in balia dei 2 malviventi che con la minaccia delle armi si fanno consegnare il denaro presente in cassa, pochi euro. Un bottino esiguo con il quale i 2 scappano, probabilmente a piedi. Immediatamente vengono avvertiti i carabinieri che giungono sul posto, raccolgono le testimonianze dei presenti e acquisiscono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potranno essere utili per identificare i responsabili di questo ennesimo colpo in strada Terraglio. Lo scorso 18 settembre un uomo, fingendosi un normale cliente, aveva chiesto un colloquio con la direttrice, ma una volta dentro il suo ufficio aveva minacciato di farsi esplodere se non gli fossero stati consegnati i soldi. Un episodio, quello di stamane, che aumenta il senso di insicurezza tra i cittadini. Non c'è tanto controllo, magari c'è poco personale, non lo so, ma comunque c'è poco controllo.
anche per le strade, cioè uno non è che è tanto sicuro. Io sinceramente non penserei che in un posto del genere possa succedere una cosa del genere, se devo essere sincera. Non abbiamo più parole. Cresce il senso di insicurezza? Abbastanza. E torniamo a parlare del giallo di Cornuda. Domani sarà il giorno della verità con l'autopsia sul corpo di Sofia, la 43enne ucraina trovata la vigilia di Natale in una scarpata tra Romano Dezzelino e Cimagrappa. Sarà l'autopsia a chiarire almeno una parte dei 1000 interrogativi che rimangono per ora senza una risposta. Il corpo di Sofia è stato trovato alla vigilia di Natale sulla strada Cadorna tra Romano Dezzelino e Cimagrappa, buttata in un dirupo in una discarica a cielo aperto. In questo posto vengono gettati sacchetti dell'immondizia, rifiuti che parzialmente avevano coperto la donna. A trovare la 43enne ucraina alcuni cacciatori che subito hanno lanciato l'allarme. Il giallo, che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso, è terminato in maniera tragica. Sofia non era scappata, ma era morta, abbandonata ad una trentina di chilometri da Cornuda, trovata in una posizione fetale, un particolare non indifferente e che solo l'autopsia potrà chiarire, il terribile dubbio. Era ancora viva quando è stata gettata? E chi l'ha uccisa? Tutte le piste, spiegano gli investigatori, rimangono aperte, ma l'ipotesi più accreditata rimane quella dell'omicidio-suicidio. Daniel Pascal Albanese, il condizionale rimane d'obbligo, potrebbe aver ucciso Sofia, sua compagna di una vita, e poi essersi ucciso. Gelosia e soldi, forse il movente. Per il sindaco di Cornuda, a scatenare tutto potrebbe essere stata una questione invece economica. Da quello che si deduce, da quello che si legge, insomma, parrebbe che non fosse proprio la gelosia il motivo che ha spinto questa persona a compiere un gesto così efferato. Una coppia che a Cornuda ha vissuto sempre nell'anonimato, secondo il sindaco poco conosciuta. La vita di Sofia, sotto la lente di ingrandimento, ha fatto emergere un quadro inaspettato, divisa fra 3 uomini: il geologo di Bologna, il primo a dare l'allarme il 17 novembre quando la donna non si era fatta più sentire, Pascal, con il quale condivideva la casa, ed infine il medico radiologo trevigiano, del quale sembra Sofia si fosse innamorata. Che cos'è accaduto? Come è stata uccisa? Domani, il giorno della verità, sarà l'anatomopatologo Alberto Furlanetto che eseguirà l'autopsia a dare qualche risposta, risultati che saranno incrociati anche con gli esiti attesi nei prossimi giorni degli esami eseguiti sul corpo di Pascal. E oggi a parlare proprio il padre di Daniel Pascal Albanese, sentiamo. Poche parole, un dramma immenso, la perdita del figlio che si è tolto la vita a fine novembre e lo spettro che aleggia ormai da giorni, quello che potrebbe essere stato proprio lui ad uccidere la compagna Sofia. Il pensiero di papà Angelo va alla mamma della 43enne trovata morta la vigilia di Natale. Il problema nostro è della madre della figlia, che non so come l'ha preso, come va a finire, ma so che è tanto dolorante, che deve avere dei grossi problemi. Il dolore in questa storia sembra essere il comune denominatore, 2 famiglie distrutte, una verità che sta venendo a galla piano piano. Sinceramente noi non sappiamo niente, perché mio figlio non mi ha mai detto niente di niente. Negli occhi del papà di Daniel, quel dolore difficile da sopportare, tutti speravano che Sofia fosse ancora viva, invece ora tutto è cambiato, una tragedia nella tragedia ed una comunità che si interroga, nessuno ha visto, nessuno ha sentito, una coppia invisibile, una verità ancora da scoprire. E dramma della solitudine a Conegliano. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono stati chiamati per l'apertura della porta di un appartamento dove viveva un anziano. A chiamarli il figlio dell'uomo che non li sentiva da un paio di giorni. Purtroppo l'anziano era deceduto in seguito ad un malore e sempre a Conegliano i pompieri sono intervenuti per aprire la porta di un'abitazione dentro la quale era rimasto chiuso un bimbo di 8 mesi. A chiamare i vigili del fuoco la mamma in apprensione dopo che la porta si era chiusa per errore e le chiavi erano rimaste dentro casa. Per precauzione, dopo l'apertura, il bimbo è stato portato all'ospedale. A terra, infatti, sono state trovate delle palline dell'albero di Natale rotte ed il timore era che il piccolo potesse averne ingerito delle parti. Ed ancora cronaca, massacrato di botte nel parcheggio del grattacielo di Via Pisa. A Treviso a scatenare il pestaggio nel cuore della scorsa notte pare sia stata la gelosia per una relazione clandestina. Sentiamo.
Un litigio acceso che in breve si è trasformato in un pestaggio violentissimo. Bilancio: un 46enne di un comune della prima periferia di Treviso, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello, ed un 40enne di origini rumene portato in questura e denunciato per lesioni personali gravi. La rissa, sfociata nell'aggressione alle 2 della scorsa notte nel parcheggio del grattacielo di via Pisa a Treviso. A scatenarla pare il movente passionale di una relazione amorosa clandestina. Fatto sta che il 46enne è stato massacrato di botte, calci, pugni, e se non fossero intervenuti gli agenti delle volanti chiamati da un residente a separare i due, sarebbe potuto andare ancora peggio. Sul posto i poliziotti hanno immediatamente chiamato anche un'ambulanza del 118 per prestare soccorso all'uomo rimasto a terra dopo il brutale pestaggio. Le condizioni del 46enne sono apparse subito molto gravi, tant'è che è stato necessario intubarlo sul posto e portarlo all'ospedale, dove è stato ricoverato in rianimazione. L'aggressore è stato bloccato, portato in questura e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi. Ed ora lo sfogo di Claudio Rosada, vittima 2 volte in 2 mesi dei ladri. Non ce la facciamo più, dice, mia figlia non vuole più rientrare a casa, chiederò il porto d'armi. Sentiamo. Faccio un appello a questore e a prefetto perché mi aiutino a dire o a trovare le parole che dovrò dire a mia figlia per rassicurarla di ritornare in questa casa, perché mia figlia, dopo questo ennesimo episodio, ha deciso di fermarsi dai nonni materni a Milano perché non vuole rientrare in questa casa. La famiglia di Claudio Rosada è esasperata da quanto accaduto alla vigilia di Natale in pieno pomeriggio, mentre via Montello, a 2 passi dalle mura di Treviso, era affollata di persone alle prese con le ultime compere natalizie. Si sono permessi di abbattere a spallate la porta alla vigilia di Natale alle 16:30 a volto scoperto. Proprio il fatto che i 2 abbiano agito con il volto scoperto, incuranti del rischio di essere visti, fa crescere l'inquietudine. Se hanno agito a viso scoperto in maniera così aggressiva, significa che hanno la totale certezza della loro impunità. Se delle persone, dei criminali, alle 4:30 di pomeriggio si permettono di sfondare a spallate la porta di un'abitazione in pieno centro, con la gente che passa, significa che la città è in mano loro. L'entrata in funzione del sistema d'allarme ha fatto desistere i 2 malviventi dal portare a termine il colpo, fuggendo a mani vuote. Molto più ingente il bottino del colpo messo a segno lo scorso 21 ottobre, quando ignoti si erano introdotti nell'abitazione del signor Claudio, fuggendo con orologi preziosi per oltre 20.000 euro. In entrambe le circostanze la famiglia Rosada non era in casa, ma lo shock è comunque forte. Dovesse ripetersi un altro episodio di questa natura, sono pronto ad abbandonare questa città mio malgrado. 2 episodi a pochi mesi di distanza che hanno portato l'uomo a prendere una decisione. Farò in modo di fare una richiesta di porto d'armi perché intendo armarmi e intendo difendere la mia famiglia. Ed ancora furti, stava tentando di fare irruzione nell'abitazione di una coppia di 70enni a Casa Corba di Vedelago ieri sera. I proprietari lo hanno sorpreso e messo in fuga. L'uomo, un marocchino di 35 anni, clandestino e senza fissa dimora, è stato subito arrestato dai carabinieri. Lo straniero è stato già condannato ad 1 anno e 800.000 euro di multa e sarà accompagnato a Bologna per essere espulso. Ma durante le festività natalizie la Marca è stata bersagliata dai furti. Sentiamo. Ladri scatenati durante il periodo natalizio a Pieve di Soligo, furto in un'abitazione. Il proprietario, che era fuori per le feste, è tornato questa mattina ed ha trovato l'amara sorpresa. Rubati oggetti e monili per un valore di 8.000 euro, sul posto i carabinieri. Ed ancora prese di mira le piscine comunali di Valdobbiadene. I malviventi hanno scassinato tutte le macchinette e cambiomonete, il danno è ancora da quantificare. Ed ancora un furto messo a segno questa notte ai danni della stazione di servizio Smile di Giovera del Montello in via Schiavonesca. I ladri sono riusciti a portare via diversa merce, varie stecche di sigarette e denaro contenuto nel fondo cassa. Per fare irruzione nella struttura i malviventi hanno prima manomesso l'impianto di allarme. Il danno è ancora da quantificare. Sul posto per le indagini i carabinieri di Nervesa della Battaglia.
mentre è finito in manette per alcuni furti un 31enne marocchino. I militari dell'Arma della stazione di Mogliano Veneto lo hanno arrestato la scorsa notte per furto aggravato. L'ordine restrittivo richiesto dagli stessi inquirenti era riferito a 2 furti commessi dal giovane. La notte dello scorso 8 settembre aveva prima tentato di scassinare il distributore automatico di sigarette del bar tabacchi di via Olme e successivamente si era introdotto nello Sporting Club di Mazzocco, da dove sottraeva un telefono cellulare, 2 stampanti, un televisore ed un impianto stereo. Ad inchiodare il 31enne le immagini della videosorveglianza. Agli stessi investigatori pertanto è bastato rintracciarlo e notificargli l'ordine di custodia, nel frattempo richiesto dalla Procura della Repubblica, che ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico in attesa che risponda alle contestazioni nell'interrogatorio di garanzia. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Cimadolmo, dove un'intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido. 6 persone, un'intera famiglia di nazionalità straniera, sono state soccorse all'alba di oggi nella loro abitazione a Cimadolmo per intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 5, quando uno dei componenti, la famiglia, è riuscito a trovare le forze per prendere il telefono. Subito sul posto sono giunti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Le 6 persone del nucleo familiare, tra i quali anche una bimba di 3 anni, sono stati portati all'ospedale Cafoncello di Treviso. Per la piccola forse sarà necessario il trattamento presso la camera iperbarica di Marghera. In corso di accertamento le cause dell'intossicazione. Al via stamane a Vittorio Veneto la staffetta dell'acqua di Piave Servizi in bici in 39 comuni in 6 giorni. Vediamo. Beh, oggi è una giornata di promozione, di promozione della nostra acqua, dell'acqua del rubinetto, ma anche di sensibilizzazione alla pratica sportiva. Ecco dunque che con la bottiglia riempita d'acqua purissima direttamente dalla sorgente Belvedere di Vittorio Veneto parte la staffetta dell'acqua, un tour in bici che da un municipio all'altro andrà a toccare tutti i 39 comuni soci di Piave Servizi. Una staffetta che dalle colline trevigiane arriverà in 6 giorni, dal 27 al 29 dicembre e dal 3 al 5 gennaio fino a Marcon, nel Veneziano. Adesso abbiamo caricato il testimone insieme con tutto il consiglio di amministrazione per dare il via ideale a questa staffetta, che ha anche un senso di aggregazione, di unione tra i nostri comuni. L'unione fa la forza, il motto dell'iniziativa, perché proprio l'unione dei comuni permette di effettuare sul territorio investimenti per 12 milioni all'anno in infrastrutture di rete d'acquedotto e fognaria. Il Presidente porterà la prima bottiglia a Vittorio Veneto e poi entrambi pian piano tutti i comuni passerà il testimone della bottiglia, che dopo verrà riportata a Codognè, dove verrà mantenuta per il prossimo anno. Una staffetta che attraverso lo sport, sinonimo di salute, ripropone il ciclo naturale dell'acqua che da monte scende a valle. Un filo che unisce tutti i comuni, è una sorgente che parte e porta tutti insieme e raccoglie quindi con questa staffetta un consenso su un'acqua che è pubblica, che è buona e che serve per la salute, e come abbiamo visto sport e salute si accompagnano. Ed era il consueto appuntamento con i nostri presepi, vediamo quello realizzato dai papà dei bambini della scuola dell'infanzia Fra Claudio di Treviso. Poi le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Questo presepe è uno dei tanti esempi di aggregazione tra la comunità e il gruppo genitori nella fattispecie, volti a far sentire parte integrante della comunità i bambini della scuola Fra Claudio.
Altro esempio è l'albero di Natale, dove i bambini hanno realizzato con grande attenzione quelle che sono delle margherite che stanno a simboleggiare l'aggregazione ancora una volta. Quindi quello che cerchiamo di fare ogni volta è far comprendere ai bambini quello che è il significato della natività e di tutto quello che ci sta attorno. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Residua instabilità sulle nostre regioni, qualche pioggia in giornata ma con tendenza al miglioramento. Nel dettaglio sul Veneto diffusa instabilità con piogge un po' su tutti i settori della nostra regione, anche forti nel corso della mattinata. Fenomeni comunque in cessazione entro sera-notte. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Situazione quasi del tutto invariata, perché anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile un po' su tutti i settori della nostra regione, con piogge diffuse, localmente anche di moderata intensità. Generale miglioramento col passare delle ore. Vediamo le temperature. Le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 3 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Molte nubi anche sulla nostra regione, il cielo risulterà essere coperto un po' ovunque, ma non sono attese precipitazioni degne di nota e la neve cadrà a copiosa sui confini alpini anche a bassa quota. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, dunque valori più o meno stazionari, valori minimi invece tra 0 e 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste e molto mosso al largo. I venti invece saranno moderati da nord. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.